Trovati in diretta con Sveglia Trieste, con noi ora Alessandra Ricchetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, ben trovata. Ben trovati, buongiorno. Innanzitutto anticipo che quest'oggi alle 13:50, quindi dopo il telegiornale di Tele4 che ha inizio alle 13:20, andrà in onda la replica dello spettacolo dei droni che ieri abbiamo trasmesso in diretta da Piazza Unità a partire dalle 21:45 circa, con alcune interviste di Marco Stabile, con le immagini dei nostri tecnici Sergi e Carelli proprio dello spettacolo dei droni che potrete rivedere dalle 13:50 dopo il telegiornale meridiano di Tele4, così chi se l'è perso ieri sera potrà rivederselo. Al netto di ciò, che poi diventa anche Ricchetti un po' tassello di tutta una serie di argomenti che si riescono ad unire sotto dei fili conduttori, cioè abbiamo parlato anche prima con Sergio Mina dei Villa Necker come possibile nuovo luogo accessibile al pubblico e che porti del verde e della frescura per combattere il caldo, per anche ammirare una zona bella della città fino ad oggi preclusa. Questo può collegarci con questioni ambientali anche ci aiuta a capire quanta sensibilità oggi c'è, fuochi d'artificio o spettacolo dei droni, quindi in qualche modo un filo conduttore lo riusciamo a trovare. Il tutto parte probabilmente da un aspetto, cioè quello di affrontare le sfide che oggigiorno ci si presentano davanti, quella del cambiamento climatico, quello delle città che si devono attrezzare e rimodernare, è uno che coinvolge tante zone del mondo, non solo Trieste. Assolutamente. Oggi, quello che ho letto sui giornali, ci sono tanti fili conduttori. Da una parte c'è sicuramente un tema ambientale e soprattutto io lo vedo di quanto la politica e le amministrazioni sono consapevoli e pronte ad affrontare un cambiamento che è già in atto, che crediamo o meno che ci sia un ruolo umano in questo cambiamento. Il cambiamento è evidente a tutti, quindi su questo non possono esserci quelli che la pensano in una maniera, quelli che la pensano in un'altra. È evidente, abbiamo avuto un'estate molto pesante, con dei caldi importanti. Si è ripresentata la questione degli incendi e non solo, diciamocelo, non solo a Trieste, non solo in regione, ma abbiamo visto benissimo in Croazia e anche in altre zone dell'Europa, in Grecia e così via. Mi ha colpito Scocimaro che ha detto dobbiamo abituarci. Certo, concretamente dobbiamo abituarci al fatto che questi fenomeni saranno sempre più frequenti. La domanda però che io rivolgo in generale a tutta la politica, a tutti i livelli questo, con dei ruoli ovviamente molto diversi, è cosa sta facendo la politica per affrontare tutti questi cambiamenti. Sono cambiamenti che coinvolgono il territorio per gli incendi, abbiamo visto Padriciano, abbiamo visto nella zona del Goriziano, a Tolmezzo e così via, in Croazia, ma sono anche cambiamenti che coinvolgono il rischio idrogeologico. Lo abbiamo visto per esempio a Giulia e anche via Giulia, no? E qui anche oggi c'è l'articolo che va a raccontare di quanto stiamo intervenendo per ripristinare la situazione del muro che è crollato. Allora, benissimo, stiamo intervenendo e sono felice, non possiamo essere che felici che interveniamo sia nella zona in difesa di via Giulia, sia del lavoro straordinario che hanno fatto
gli operatori, dai vigili del fuoco, agli operatori forestali, alla protezione civile, in tutte le aree. Però come politica io ritengo che dobbiamo preoccuparci prima, non lo dico solo io, in merito agli incendi. Per esempio, ieri c'era una lettera di quello che è stato l'ex comandante della stazione di Basovizza, che ha scritto anche libri in merito alla prevenzione degli incendi, e mi riferisco al dottor Ulian, che ha ribadito che, ok, benissimo, bellissimo, cioè un intervento importante, una generosità in questi periodi di caldo straordinaria, non lasciamo così arrivare i nuovi incendi, ma adesso a fumo spento incominciamo a ragionare. Approfitto, il 15 di agosto si è conclusa la raccolta di osservazioni che era stata promossa dal prefetto e dal comune di Trieste riguardo la costruzione, la realizzazione di piani di emergenza relativi alle aree dove c'è deposito di rifiuti, di inquinanti e così via. Ho voluto partecipare a questa osservazione sia come cittadina ma anche come consigliera comunale, perché credo profondamente nella prevenzione e ritengo che il piano emergenziale, lo dicono anche gli esperti, non esiste un piano perfetto, ogni piano è sempre migliorabile e e queste raccolte di osservazioni sono importantissime perché fanno capire che anche persone che non hanno competenze strettamente tecniche riescono a vedere delle cose che magari all'esperto sfuggono perché non è residente nella zona, no? Ho voluto partecipare segnalando quello che a mio avviso erano state anche le criticità a Padriciano. Durante l'incendio di Padriciano ero in contatto con alcuni residenti che mi hanno presentato una grande criticità. Non erano informati di cosa, cioè erano informati dalla stampa. Sì, no, ho capito cosa intende dire, non c'era un aggiornamento istituzionale continuo. Infatti, e mi sono confrontata con varie figure che sono esperti in questi ambiti e mi hanno confermato che il problema sussiste e io l'ho ravvisato anche nei piani di emergenza, questi ultimi che vengono adesso predisposti, oltre a alcune cose ulteriori che ho segnalato, perché avere una popolazione informata, cioè non avere un bellissimo piano che metti nel cassetto, ok? Ma una popolazione che sa dove trovare l'informazione e che l'informazione ci sia, no? Ma non solo la popolazione dei residenti, ma tutti gli operatori. Vogliamo parlare dei Canadair che sono andati a prendere l'acqua nel mare, insomma c'è un problema di coordinamento anche con tutte le realtà turistiche della capitaneria, perché devi fare in modo che non ci siano persone in quell'area, no? Devi rendere le persone consapevoli di notte possono dormire o non possono dormire, devono avere le valigie pronte o non occorre che le abbiano, e questo crea una situazione. Possono intervenire, io ho visto alcuni residenti a Padriciano con la pompa dell'acqua che cercavano disperatamente di aiutare, hanno aiutato c'era il rischio che ci potessero, io faccio domande, sì, sì, ho capito cosa però per rendere l'idea di quanto sia importante formare la popolazione, ma creare un coordinamento anche rispetto alla comunicazione. Capito, è molto
molto calzante anche come aspetto proprio all'interno del Sì, pacchetto emergenziale. Premesso certo. che avevo fatto una domanda di attualità proprio nell'ultimo consiglio proprio su questo, perché il mio intento non era mettere in crisi il comune, ma il mio intento era aprire questo discorso. Era fondamentale è fondamentale che cominciamo a parlarci. Sì, è vero, è vero. No? Ed è stata ritenuta non attuale mentre c'erano i fuochi fuori. Ma insomma, questo così, per chicca, ecco. Ok. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, vorrei chiedere alla signora Ricchetti un'informazione. Vorrei sapere se qui a Trieste è obbligatorio per un paziente avere un telefono, un computer o uno smartphone, saperlo usare, Capisco. anche se la persona è anziana, per contattare il medico, perché è una specie di Shangri-La a cui non si arriva mai. Seconda cosa, i medici hanno degli orari di ambulatorio, sono circa 3 ore, ma visite domiciliari non esistono. Se la persona come me è anziana, con un femore rotto che non si è aggiustato del tutto, problemi di pressione, 86 anni, chiusa la parentesi, chiederei una visita domiciliare. No, sembra che cerchi i denti della gallina, una cosa incredibile. Ora io mi chiedo, è possibile che non esista a Trieste un servizio di medico, magari dovuto alla casa di comunità o da qualche parte, che venga a vedere una persona che sta male? Perché se no dicono vado in pronto soccorso, ma se vi lamentate che i pronto soccorso sono straffollati, andare là magari per una cosa che può essere anche risolta domiciliarmente. Vorrei una spiegazione da lei, di cui ho la massima stima. Grazie, buongiorno. Grazie. Intanto grazie alla signora per avermi sottoposto questo problema, che è un problema, è realmente un problema. I medici di famiglia sono in numero sempre più ridotto. Assolutamente non in numero adeguato rispetto a quelle che sono le necessità, e io direi anche della territorialità. Dobbiamo cominciare a ragionare in maniera diversa. Intanto condivido con lei la sua preoccupazione e anche la sua di fatto denuncia che c'è sotto la sua domanda. È vero, si sta richiedendo sempre più spesso alle persone, a tutte, indistintamente, io non direi solo gli anziani, ma alle persone, di essere forniti di strumenti digitali. E io mi sono posta il problema, perché è realmente un problema. Come possiamo chiedere che tutti, per poter interfacciarsi con l'amministrazione pubblica, debbano essere dotati di smartphone che comporta un costo, che comporta una capacità di destreggiarsi all'interno della tecnologia anche di un certo livello, ma è un onere importante se non siamo come amministrazione pubblica disposti a fornire tali strumenti un'alternativa, no? o alternative, perché questa è la perché realtà. la strada della tecnologia è comprensibile. La strada è ormai irreversibile. Forse l'accompagnamento deve essere un'alternativa. No? Sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo che non si torna indietro. Poi parlate con me, che comunque è il mio mestiere, sì, nel infatti, senso è il mio lavoro. E io credo che la tecnologia non abbia solo creato problemi, ma abbia risolto veramente tante questioni. Dopo il Covid l'utilizzo della tecnologia ha permesso anche meno la necessità di muoversi e quindi è assolutamente un bene. Però dobbiamo tenere conto di due cose. La signora con la sua telefonata sta affrontando più di un problema. Da una parte la questione tecnologica, con i costi, con le capacità, con tutti gli annessi e connessi. Dall'altra, quanto
a dispetto della pubblicità che si sente fare, che dobbiamo tenere i nostri anziani a casa, si sta facendo, e io ritengo che sia utile, cioè mantenere il più possibile in un contesto domestico familiare. Ma quanto questa situazione poi non significa abbandonare le persone e quanto non sia necessario prevedere una serie di servizi che assolutamente devono essere anche qui pianificati. Cioè, non mi addentro ulteriormente perché il tema è amplissimo e fra l'altro è inerente a un tema regionale, Sì. ma è un tema che io seguo con attenzione, perché io ritengo che un presidio sul territorio di un medico di famiglia che va anche a casa, che sia il medico di famiglia o che sia un operatore o che sia anche una squadra che va a controllare determinate situazioni, permette di ridurre i costi e anche in questo caso fa prevenzione. Torniamo anche in questo nuovamente sul tema che io ho portato come filo che lega un po' tutto le notizie di oggi. Dobbiamo pianificare una prevenzione perché questa farà sì che ci siano minori costi dopo. Senz'altro. Dobbiamo andare in pubblicità e quindi al rientro andremo a leggere eventuali email, sì, qualcosa è arrivato, e ascoltare le telefonate. Breve pausa, tra poco. E torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Alessandra Richetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Ascoltiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Se c'è ancora qualcuno in linea, buongiorno. Niente. Una mail invece dice: perché non si demoliscono le scuole inutili, come la scuola slovena vicino al cimitero, la scuola in via dei Giardini, dove si potrebbe fare un bel campo giochi per i bambini di Servola, dove esiste già un giardino, scrive Nevio via mail. Sono sempre richieste, diciamo che in qualche modo vogliono migliorare i rioni, poi molte strutture sono abbandonate, questo lo sappiamo, non tutte sono del comune, quindi anche lì intervenire e subentrare nelle proprietà diventa complicato. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Sì, prego. Buongiorno alla cara Alessandra Richetti. Buongiorno. Allora, niente, io volevo sempre parlare di medici, no? Perché non è vero che ci sono pochi medici, nel senso che hanno tanti pazienti, non è vero, non è un dato reale, perché io i due ultimi medici che avevo, l'ultimo in particolare, che parlo di 4 anni fa, sono ancora in contatto sia con lui che con quella precedente su WhatsApp, non dico altro, non mi ha mai cancellata, mi ha sempre lasciata lì così, non è che lo importuno o che solo per Natale ci facciamo gli auguri e basta, però una persona, proprio un medico, che era sempre disponibile, ripeto, lui aveva dato il suo numero, era su WhatsApp e ce l'ho ancora. L'altra dottoressa che ho avuto 33 anni, uguale, cioè era un'amica, era un punto di riferimento, e quando era il caso, naturalmente non per un raffreddore, quando era il caso venivano a casa. La mia dottoressa è venuta con la testa bagnata, con i capelli bagnati alle 8 di sera a vedermi, perché ero appena uscita dall'ospedale, quindi non era tranquilla. Allora, ho chiesto al mio medico, l'ultimo, ho chiesto quanti pazienti aveva. Ne aveva 1800. 1800, voglio dire. Chi ha adesso 1800? Ne hanno di meno. E quindi lui come riusciva a curare tutti in ambulatorio? Ogni giorno era disponibile un'ora senza appuntamento. E stava tante ore là, non stava 2 ore, 3 ore. Era disponibile, però lui al pomeriggio non andava negli studi
privati a offrire le sue prestazioni privatamente a 150-200 euro al colpo. No, lui faceva il suo lavoro di medico di base, probabilmente forse qualche visita privata la faceva per chi gliela richiedeva. Però questo era, non è vero che hanno tanti pazienti che qua, che su, che giù. La burocrazia era uguale come adesso, identica. Ecco, e si comunicava col medico anche attraverso WhatsApp. Cioè voglio dire, adesso invece io ho una dottorina giovanissima che appena ha iniziato a lavorare e già passatemi il termine, è già scazzata proprio. Cioè risponde male, dice alla gente se non le va bene può cambiare medico, cioè ha 33 anni, appena iniziato, è stata fortunata perché non ha fatto né gavetta né niente, non c'era l'emergenza medico di base e la regione l'ha fatto subito aprire lo studio. Quindi sento in giro che c'è un andazzo pazzesco. I migliori sono quelli che sono sulla piazza da 20-25 anni, quelli sono ancora un pochino con la vecchia scuola, diciamo, con la vecchia mentalità. Ma adesso questi nuovi, che Dio mi perdoni, proprio non valgono niente. Cioè non servono a questo punto. Poi queste cose di comunità, comunque mi devo recare io là, non è che vengono in casa. Cosa mi risolve? Vado dal mio medico allora, comunque. O se no vado ad affollare al pronto soccorso. L'ultima volta che ero là era una situazione allucinante, come quelle che vediamo a Napoli, tanto per dire, e c'era l'infermiere, il caposala, che gridava disperato: dove sono i medici di base? Dove sono che prendono 6.000 euro al mese? Questa è l'ultima cosa che ho visto io al pronto soccorso 6 mesi fa praticamente. Okay. Ecco, quindi sfattiamo queste giustificazioni, non ci sono giustificazioni né verso la regione, l'assessore, né verso la maggioranza dei medici. Ecco, grazie Alessandro Enrichetta, buongiorno. Buongiorno. Grazie signora per il suo intervento. Personalmente quando lei mi parla di 1800 pazienti, un sopracciglio lo sollevo. Tanto di merito per il medico che riusciva ad essere efficace in una situazione di quel genere, ma sicuramente andare su numeri così importanti non rispetta anche quella che è l'organizzazione che ci siamo dati, in cui quei numeri non dovevano essere raggiunti. Ok? Quindi, ripeto, anch'io mi ricordo con grande tenerezza, parlo soprattutto della pediatra dei miei figli, la dottoressa Spaccini, che era una cosa eccezionale. Anche lei aveva avevamo il numero di telefono, i contatti. Ho dovuto chiamarla anche nelle ore notturne e lei ha risposto e mi ha fatto arrivare con il bimbo perché l'emergenza era tale. Però dobbiamo organizzare qualcosa che funzioni a prescindere e che comunque non crei dei problemi anche di burnout del medico, perché avere da seguire 1800 persone, mi dispiace, non è come dire, dal mio punto di vista assolutamente efficace anche per le persone stesse, perché di fatto anche solo un terzo che mi contattano sono numeri. Sono numeri, signori. Numeri. Cioè, quando cominci ad avere numeri così alti è veramente complicato. Non posso pretendere che poi il medico debba operare in condizioni che lo mettono in difficoltà anche fisicamente. Poi c'è un discorso di cultura, ma questo è un altro capitolo, nel senso che dobbiamo ragionare sull'importanza del creare nuovamente un pensiero che il lavoro che fai è importante non solo perché ti arriva a fine mese la paga, ma perché ti permette di renderti utile per la comunità. Ma è un discorso completamente diverso e
non strettamente solo politico. Sì, certo, certo. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, prego. Allora, io sono 84 anni, sono invalida. Ho cambiato medico un anno fa perché la mia è andata in pensione. Aveva una dottoressa magnifica, roba stupenda. Adesso questo medico abbastanza giovane, non avrà neanche 50 anni, è un pistello della gioventù. In un mese mi è venuto a casa 3 volte, perciò non posso dire niente, qualsiasi cosa ho bisogno mi chiama, mi domanda come sto e tutto quanto. Perciò vive per me la sanità medica è meravigliosa. Fa piacere. Per me. Sono contenta, signora. E come la dottoressa prima era come una figlia per me, e questo medico è veramente, guardi, meraviglioso. Qualsiasi ora lo chiamo, risponde e mi aiuta. Meglio così. Perciò non dobbiamo lamentarci dei nostri medici. Certi giovani, che mia figlia ha cambiato con un giovane, è una cosa tremenda, tremenda. Una ragazza di 30 anni che, scusi il balle, rompe i balle. L'identikit assomiglia I giovani, a quello di prima. Sì, appena laureati che non sanno nemmeno cosa è la malattia, ti giuro. Il mio medico, non interessa il nome? No, per l'amor del cielo, assolutamente no. Ah no, il mio, è il nome del medico. No, a maggior ragione, no, non facciamo nomi che non si sbaglia mai. Però ricordate che esistono queste persone Certamente. oltre 30-40 anni meravigliose. Certamente. Grazie, buongiorno. Grazie. No, dicevamo, per fare una battuta, che quando la signora che ha appena chiamato ha detto che c'è una dottoressa, mi pare della figlia, con la quale non si trova bene, rispondeva quasi all'identikit della telefonata precedente, una giovane che evidentemente ha un approccio diverso. Non si può chiaramente generalizzare né in un senso né nell'altro, e per questo io ritengo che dobbiamo comunque, anche rispetto a un tema che è sensibile, abbiamo visto dalle telefonate, dobbiamo ripensare, a mio avviso, la sanità, proprio perché renda possibile all'anziano essere curato, come abbiamo visto in un esempio positivo e un esempio negativo, possa essere curato in casa senza avere la necessità di avere conoscenze di tecnologia, ma in maniera puntuale e con attenzione a quelli che sono le sue esigenze. Ancora una telefonata, buongiorno. Gulotta, buongiorno a lei, è la consigliera comunale Richetti, Nivea. Buongiorno Nivea, prego. A parte tutto che non si può fare di ogni erba un fascio, no? Ecco, ci sono delle persone che esigono il medico a casa per un'unghia incardita, no? E certe, però Richetti esiste il 116-117, è una casa di comunità. All'ospedale maggiore si telefona e ho consigliato questo numero a più di uno, hanno fatto, se non ti dicono, non ti mandano la richiesta del problema che hai sullo smartphone, oppure, dopo di dire un'altra cosa, oppure ti dicono, ti vengono a vedere, o se no vai lì se puoi. Perciò io penso che chi ha delle difficoltà col proprio medico di base, perché oltretutto penso siano giovani, non hanno neanche la competenza, cioè quel modo di fare può essere dato anche da una insicurezza, ecco, perché veramente se sono giovani non hanno non sono capaci e non sono preparati ancora per fare il medico di base, ecco, questo volevo dire. E comunque a me il mio medico, che ho cambiato 2 anni fa, a 1500 mi hanno chiesto di aumentare i pazienti, ha detto di no perché non è il caso, e non tutti i pazienti sono anziani. Io avevo un medico di base
per 27 anni neanche non mi conosceva, diciamo, eccolo, no? Perché se ci sono persone giovani o stanno bene non vanno lì ogni giorno, no? Ecco, però sì, mi fa il mio medico di base, manda in internet la mia richiesta, vado in farmacia, do la mia tessera sanitaria, vanno in internet e mi stampano la ricetta e mi danno il medicinale. Non occorre avere lo smartphone, che lei forse Richetti non lo sa, ma io odio lo smartphone. Dico che quando il telefono aveva il filo i cittadini erano liberi, oggi invece ti rompono le scatole con il cellulare. Io ho un cellulare alla cassa, quando dei supermercati, quando sei che guidi o da altre cose di questo genere. Però, se mi permette ancora un momento, Gulot, se posso, la prevenzione degli incendi. Qui dove abito io, in via dei Baiardi, ci sono strade che non hanno neanche la condotta dell'acqua. Steve, che era l'altra settimana, ha detto che i vigili del fuoco arrivano dappertutto. Questo non è vero, perché una volta ha preso fuoco una macchina proprio qui sopra casa mia, i vigili del fuoco mi hanno detto, se qui da voi prende fuoco il bosco, perché siamo tutti intersecati in mezzo ai boschi, tutta Trieste è intersecata nel verde, perché dove era lei in circoscrizione, Farneto arriva fino a giù in via Giulia, la rotonda del Boschetto, noi arriviamo anche in via Colonia, e poi c'è Villa Giulia che arriva fino a lì della scuola, per cui ci sono strade che non hanno neanche la condotta dell'acqua. Sarebbe opportuno, sì, salto da un discorso all'altro, il vigile del fuoco ha detto, se qui viene un incendio voi morite come topi, non ha detto la parola topi, mi sembra ha detto pantigane o robe di questo genere. Ok, ecco, allora io vorrei per cortesia interpellare proprio il comune, tramite lei, e non è la sola che ho riferito questa cosa, di mettere delle pompe, degli attacchi per i vigili del fuoco nelle condotte idriche, perché se succede qualcosa qui o in altri posti della città non se ne viene fuori. Grazie. Grazie. Allora, tratterò questo ultimo tema perché è più propriamente di mia competenza rispetto ai temi appunto sulla sanità. Assolutamente ha ragione, una signora molto vivace, ho sentito, molto attiva. Mi piace perché ha parlato comunque che ci sono dei servizi, e anch'io non ho detto che non ci siano dei servizi, ma che vanno ripensati in modo che siano effettivamente più efficaci. Il fatto che ci siano dei servizi ma le persone non lo sanno è un problema di informazione, e si ritorna alla questione che le persone vanno informate, e si ritorna nuovamente sulla questione prevenzione. C'è un cambiamento climatico in atto, c'è la possibilità di maggiori incendi, c'è la possibilità di maggiore incidenza di eventi che saranno sempre più violenti a livello di bombe d'acqua, piogge, formazioni di acqua, perché quando riprende a piovere in maniera molto più violenta. Allora dobbiamo fare un'analisi del territorio. La prevenzione è fare innanzitutto uno studio, come dice lei, dal punto di vista della prevenzione degli incendi boschivi, per capire se ci sono delle zone a rischio, se il verde viene mantenuto anche rispetto alla presenza di legname sia nel territorio del pubblico sia del privato, se ci sono le prese d'acqua, come dice lei, in quali zone mancano, per cui mi invii o via mail o come crede, mi contatti specificando dove sono assenti, perché ha parlato di zona, mi è sfuggito. Via Baiardi. Via Baiardi, ecco.
E poi andiamo a fare una valutazione di dove le condotte, per esempio anche delle fognature che vengono coinvolte, anche delle acque bianche che vengono coinvolte dei fenomeni della pioggia importante torrenziale, per vedere se sono adeguate, in modo che cadute di muri non avvengano più o diciamo siano molto più tenute sotto controllo. Su questo veramente ritengo che dobbiamo agire, l'ho detto anche rispetto all'acqua alta nel centro cittadino, che attenzione, non è legato solo al problema momentaneo di acqua che sale, ma quell'acqua ha un contenuto di sale notevole perché è salmastra, specialmente in centro città, e quindi comporta un'erosione anche delle fondamenta degli edifici che va valutata quanto prima. E quindi sono tutte cose in cui mi fa piacere che convenga con me, dobbiamo agire come prevenzione. Ecco. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono mister. Prego. Io volevo riallacciarmi alla telefonata della sanità, se posso. Sì, ci dica. Io sono con la mia dottoressa uguale. Io e mio marito non camminiamo, cioè non possiamo camminare, dobbiamo prendere, per fortuna abbiamo una signora che viene 2 volte alla settimana, non pagata dal comune, pagata da noi. La dottoressa lascia sotto la farmacia le medicine, però non mi ha mai vista. Una volta è venuta a casa con le assistenti sociali perché mio marito è gabbizzato, diciamo così, cioè deve mettersi il piede. Allora io mi domando, se io telefono, prima mi risponde la segretaria, poi lei, insomma, per avere una medicina 15 giorni, una medicina, non una visita, tanto per dire. Perciò, se non avete capito, la sanità non funziona. Grazie tanto, Grazie. scusa. E questa è un'altra sensibilità. Diciamo che le casistiche ci aiutano a ricostruire una mappa, ma sono molto variegate, quindi c'è chi loda il lavoro importante e generoso del proprio medico, anche con visite domiciliari, con tempestività, con le risposte notturne, con tanti altri servizi utili. C'è chi invece viceversa lamenta un'attenzione magari poco riguardevole, una lungaggine nelle prescrizioni, come in questo caso. Andare su 2, 3, 4 singoli episodi e ricostruire l'intero movimento sanitario regionale è difficile. Sicuramente ci sono aspetti da migliorare. Ci sono aspetti da migliorare e il sistema deve funzionare comunque a prescindere da chi è il medico. Punto. Sì, esatto. E quindi il compito della politica non è sostituirsi ai medici, ma il compito della politica è creare una struttura, un metodo che funzioni a prescindere e che venga incontro a tutte le necessità, quelle informative, quelle di presa in carico, quelle di presenza alle domiciliarità, insomma tanti sono gli argomenti. Senz'altro. Dobbiamo andare in pubblicità, ultima pausa, torneremo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Alessandra Richetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buondì. Buongiorno, prego. Prima Nivea ha detto di chiamare il 117.
116 Scusa. 117, sì. Cos'è questo numero? Chi risponde? Il 116 117, quindi 116 117, è un numero regionale per le non urgenze mediche, che è stato attivato recentemente, qualche mese fa, proprio per sgravare i numeri del pronto soccorso, i numeri di telefono, dalle richieste, come dice il nome, non urgenti, che possono essere trattate in altra maniera e in altra struttura. E quindi la signora Nivea consigliava a chi non dovesse trovare riscontro immediato col proprio medico di base e necessiti di un consulto per qualche problema, ripetiamo, non urgente, consigliava di adoperarsi con questo numero. Ma ha una sede questo numero oppure è centrale? Ha una sede che è in via del Farneto e rispondono gli operatori formati che possono dare delle informazioni. Grazie, scusate. A lei, buona giornata, abbiamo fatto utilità di servizio. Siamo andati proprio in Vedete, visita, sì. come Tele4, era aperto la stampa, a questa sede di Via del Farneto, dove ci hanno fatto vedere con anche l'assessore Riccardi il funzionamento del centralino e hanno spiegato i numeri di questo servizio. Tutto qua, insomma, basta. Volevo parlare dei platani. Platani. So che non è un argomento che magari l'appassiona troppo, però sicuramente ha fatto tam tam anche social. La vista dei platani posizionati dal comune con l'obiettivo di creare delle isole d'ombra in zone molto cementificate, quindi esposte a una calura che con proprio l'asfalto, il cemento si fa pressante nelle ore di punta e non solo. E insomma se ne sono viste un po' di tutte, anche un po' di ironia, un po' di satira rispetto a questi platani così allestiti e così posizionati, che sono, Richetti, una misura in prospettiva? La chiamiamo così? Allora, Io devo cercare le parole a giuste, no? stuzzicarmi. Allora, io volutamente non ho preso così parte a questa estate legata al verde, perché ho visto che c'è stato molto successo da parte di tutti che cercavano di trattare l'argomento. Partirei da questo, per chi non conosce il platano. I platani sono quegli alberi che noi vediamo anche sul lungomare, cioè quando andiamo verso Barcola, giusto per capire le dimensioni, no? E adesso ce li ritroviamo in una scatola di 1 metro e qualcosa per 1 metro. Allora, è fattibile? Tecnicamente io non vado a mettere il becco, no? Nel senso che conosco che ci sono i bonsai, questo è un macro bonsai di fatto, e su questo io non vado a sindacare quanto dureranno, quanto non dureranno. Oddio, forse su questo per una domanda me la faccio, perché se guardo in giro, per esempio Piazza Vittorio Veneto, che non c'entra nulla con le attività dell'assessore in questione, no? Però non c'entra nulla, nel senso che come è stata impostata, togliere via dove c'erano alberi per mettere queste oasi, questo anticipo di oasi. Se la andiamo a guardare, ci sono tanti contenitori di terra con qualche sparuto, striminzito cespuglio. Io sono andata proprio a fare una foto che prima o poi utilizzerò, perché se vai intorno a mezzogiorno l'una non c'è un filo d'ombra. Piazza Vittorio Veneto. Piazza Vittorio Veneto. Non c'è un filo d'ombra. E ci sono tutte queste pergole di metallo che peraltro si riscaldano e quindi chiaramente creano una barriera nei confronti del verde. Però se io vado a guardare e ascolto le proteste delle persone, la manutenzione del verde non c'è. O meglio, si pianta il verde e poi
io ho una lista lunghissima di alberi piantati in periodi che i miei nonni, non lo dico io, dicevano che erano periodi sbagliati per la piantumazione dell'insediamento di un albero così grande. Sono alberi grandi di 5-10 anni, messi lì, vivono 1 settimana, 2 settimane, 3 settimane, tanti di questi, non tutti, diciamocelo, sono secchi. C'è un problema di manutenzione, c'è un forte problema di manutenzione. Allora, ritornando sulla questione dei platani in cassetta, secondo me la vera questione è l'imbarazzante, ma veramente imbarazzante, comunicazione. Quello secondo me è inaccettabile, nel senso che definire un'oasi o un atto di mitigazione delle isole di caldo, delle isole di calore, chiamarla mitigazione o chiamarla un'oasi sui Masegni, diciamo essere buoni è mitigazione, se no è una presa in giro delle persone, chiaramente, perché quello hanno una funzione estetica, vedremo quanto dureranno, ma hanno una funzione prettamente estetica. Cresceranno, non cresceranno, mi interessa, lo vedremo poi in seguito, ecco, ma chiaramente non la puoi presentare come un atto come per esempio anche i droni, come è stato fatto per i droni. Dire che quello è un'azione per il clima o di attenzione ambientale, certo siamo felici per gli animali che non sentiranno i fuochi i botti d'artificio, siamo contenti, ma finisce lì. Questa è una questione estetica, ma finisce lì, non è una lotta alla necessità di avere più delle aree tutelate per le persone per affrontare il caldo. Vogliamo parlare di quelli che sono morti per il caldo? Ecco, allora diciamo che la comunicazione, che questa è stata sbagliata, completamente sbagliata. Si poteva dire abbiamo investito dei soldi per creare un'area di abbellimento, può piacere o non piacere, ognuno piace in cose diverse, ci può stare. Secondo me è stata sbagliata proprio come è stata impostata. Non prendete in giro le persone dicendo che quella è un'azione di mitigazione, perché la prima cosa che ho fatto è stata un accesso agli atti a dire mostratemi le progettazioni che mi dicono che quella è un'oasi, quanto si abbassa di temperatura. Perché è chiaro, se tu me la presenti come un investimento di tutela contro il cambiamento climatico, io ti chiedo subito, dammi i dati, quanta temperatura diminuisce con l'inserimento anche vi aspettate, non adesso, non vogliamo essere cattivi, perché adesso chiaramente nulla. Per questo gli chiedevo, è una soluzione in prospettiva? Appunto, meglio... allora mettiamola così, una goccia nel deserto ci basta? Ok. Una goccia nel deserto ci basta? A prescindere di cosa vediamo in giro, a prescindere degli alberi secchi, delle aiuole secche, Sa che ho sentito alcuni, non diciamo dell'opposizione, che magari non erano convintissimi, a rispondere in qualche modo indirettamente a questa domanda, cioè se una goccia nel deserto basta, no, ma una goccia è meglio di 0 gocce. Non so come intende questo punto di vista. No, una goccia nel deserto provate a metterla. Vabbè, chiaro. Provate a metterla, ho usato quella metafora proprio per quello. Una goccia nel deserto non ti serve assolutamente a niente, è una presa in giro. Okay. Allora incominciamo seriamente, perché il problema è veramente serio.
Cioè veramente gli stessi giorni in cui si faceva questa, che io definirei, ma per il tipo, non per l'inserimento di quelle strutture, ma per come è stata presentata. È stata, a mio avviso, una pagliacciata, ok? Ma al di là di quello, in quei giorni sono morte persone per il caldo. Ma vogliamo parlare di rifugi climatici? Cioè, signori miei, abbiamo delle zone che sono aperte, che sono, per esempio, le biblioteche. Abbiamo la biblioteca adesso che viene ristrutturata. Siamo l'unico comune del Friuli Venezia Giulia che non ha richiesto fondi per il completamento della ristrutturazione. Potrebbe essere un'area, se l'avessimo chiesti fondi per la ristrutturazione del PNRR, volevo dire, l'avremmo anche completata, chissà mai quando la completeremo, ma vogliamo dire che quella potrebbe essere un luogo anche come rifugio climatico. Possiamo pensare, come altri comuni hanno fatto, a agevolare gli anziani nel muoversi per la città nelle ore più fresche o nel evitare di muoversi in alcune zone? Possiamo pensare veramente a una città che viene pensata in qualche maniera. Io non vedo che ci sia questa attenzione. E lei dice che l'errore qui è stato la comunicazione. La comunicazione, secondo me, la comunicazione. Perché se, io dico se, io non posso entrare nel merito rispetto a un tecnico o ho sentito anche tanti naturalisti che hanno detto quegli alberi non sopravviveranno. Io non ho una conoscenza tale da poter dire sopravviveranno o meno rispetto alla tecnologia usata. Mi fa strano perché l'albero, per quello vi ho detto subito, sapete qual è un platano? 30-40 metri di albero. È un albero che sta soffrendo messa in quelle condizioni. Cioè mi dà l'immagine di una natura che noi comunque vogliamo ingabbiare. Ecco, quella è l'immagine che io ho, di una natura che noi vogliamo soggiogare per i nostri interessi. Ma la natura è matrigna. Se non l'ascolti, se non la gestisci, ti ritrovi in situazioni molto più gravi. Allora la domanda che faccio, ripeto, non sono io a dover dire se riusciranno a sopravvivere o meno per il tipo di contesto, ma rispetto a come vengono trattati gli alberi, piantati nel periodo già caldo, quando ti dicono che un albero è importante, i nonni te lo dicevano, ti dicevano un albero quando è molto grande lo devi piantare in ottobre, finito l'estate, prima del freddo dell'inverno, e lo devi bagnare, cioè devi avere una cura, un'attenzione. Se non prendi delle ditte che siano specializzate fortemente nell'ambito della cura, dell'attenzione, ma c'è soprattutto un'idea di risparmio per cui gli alberi si piantano a fine maggio quando il caldo è già e poi si bagnano, a me risulta una volta a settimana con questo caldo. Io ho un pezzo di giardino, sono lì a bagnare in questo periodo di caldo, di anche di notte, perché lo devi fare di notte, fresco, e eventualmente alla mattina presto. In momenti meno caldi, insomma. Nei momenti meno caldi. Io ho dovuto farlo nei periodi più caldi 2 volte al giorno, cioè a sera inoltrata dopo le 9 e alla mattina presto verso le 6. Non io, l'impianto che è automatico. No, grazie a lei, io faccio a mano. Quindi. Non io, perché effettivamente sarebbe impegnativo. Però intendo dire che ci sono delle attenzioni che non possono essere legate al vil denaro, ma devi impostare e anche lì una manutenzione, una prevenzione. Comunque secondo me il più grosso è stata la comunicazione, il grosso errore, e poi la mancanza di reale prevenzione. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono sempre Gino e un saluto all'ospite. Prego. Volevo ritornare sul discorso della sanità.
la trasmutazione delle parole, come ha detto la Richetti, no? Nelle oasi di benessere, si può dire anche nel discorso della sanità, perché in effetti la sanità nostra è crollata nel momento in cui è stata individuata come un business. In effetti sono entrati i privati, i grossi gruppi multinazionali e le assicurazioni. Ci sono assicurazioni che vendono pacchetti assicurativi in cui tu ti assicuri e hai il medico quando ti serve. Paghi un tot al mese e quindi questo è più la nostra sanità cede, quella pubblica, più tutti questi qua aumentano la loro necessità, no? E quindi una trasmutazione della nostra sanità. Però i politici questo non lo dicono, lo tengono ben nascosto e allora vuol dire che c'è una concussione in questo problema. È inutile che noi cittadini ci lamentiamo quando chi eleggiamo ci rema contro. Volevo un commento, grazie. Grazie Gino. Condivido pienamente la parte della questione. Il cittadino ha dalle mani non il brontolamento, ma il richiedere sempre e comunque, il pretendere, e poi c'è sempre il voto. Per quanto concerne la sanità, io resto dell'idea che sicuramente bisognava ripensare la sanità dal punto di vista dei costi, perché siamo una popolazione che invecchia sempre di più e quindi i costi sono sempre maggiori, quindi andava ripensata nei costi, ma se funziona nel privato e come dire si sta convogliando tanti dei servizi nel privato, se funziona nel privato la sanità convenzionata, funziona o non funziona, cioè intendo dire se si sta andando in quella direzione e si riescono a mantenere i costi, una domanda dovremmo farcela. È vero, quando si è passati da una sanità pubblica a una anche la nomenclatura, l'azienda ha una prospettiva completamente diversa, che non è in maniera minore concentrata sulla persona e molto di più sul risparmio. Comunque mi batterò sempre comunque per una realtà pubblica, sia della scuola, sia della sanità, perché i servizi pubblici sono quelli che fanno vedere se siamo una nazione evoluta o una nazione retrograda, insomma, in qualche maniera. Ancora una telefonata, buongiorno. Ciao Gulota, qual è Franco? Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto io sono felice che mi devo trovare un dottore, e anche dico il nome perché non mi interessa, anche se ti tre volte, si chiama Dottor House. E dopo, per quel che riguarda la seconda roba, nella soluzione, per quel che riguarda il caldo, mi dica che c'ho i canoni sparaneve il prossimo anno. Però via questo, e il fatto è che mi ho parlato tante volte, per quel che riguarda la situazione che riguardava i rioni, dove che, se pensa al 2027, ma l'emergenza l'abbiamo avuta nel 2026, e dunque ho sempre pensato che, già che la signora mi pare che da avere la condizione da San Giovanni, a questo parti tra tutti i rioni del Trieste, era per fare in maniera, perché l'emergenza è stata, per aiutare i vecchietti, con dei presidi, per le strade, quando questi vecchietti, ma non solo, va in giro a fare la spesa e magari va presentati magari con questo caldo affannoso in giro, a ciorso magari un letto di radicio e rischiando magari di cascare per terra. Allora, è facile dire ciò con l'alberetto e pensiamo al 2027. Ne parlo ormai del 2026 sperando che sarà fresco, però nelle altre città, se le ha mosse altre città per dare naturalmente refrigerio in strada alle persone, non per i musei, perché la persona non va nel museo a fare la spesa, la persona va a fare la spesa in Lyon e logicamente dovreste avere un aiuto anche psicologico nei stessi rioni. Ed è molto importante perché mi lo dico, sono sempre stato fissato che un presidio con un'acqua, con un fattore psicologico e dire se senti signora
lavoro che misurano la pressione, abbiamo un volontariato a Trieste che funziona benissimo e penso che non sia stato dei costi eccessivi per quel che riguardava da un aiuto adesso nel 2026. Nel 2027 pensiamo che abbiamo un anno di tempo per eventualmente fare robe positive e non questi alberelli che a mio avviso è assurdo. Va bene? Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata. Quindi intervenire già con un'idea più chiara. Allora, anche copiando ogni tanto, no? Anche copiando. Alcune città si sono mosse, per esempio, riguardo all'apertura dei negozi. Hanno chiesto che alcuni presidi del territorio aprissero un po' prima per consentire all'anziano di uscire in ore che, anche perché l'anziano di solito si alza presto, e però è chiaro che deve intervenire con il commercio, perché insomma stai chiedendo al commercio di rendersi disponibile ad aprire in orari che di solito non apre più, perché una volta i negozi già alle 7 li trovavi aperti, adesso quasi tutti aprono dopo le 8:30, qualche volta anche le 9. Anche dopo, sì. E quindi alcune città sono andate in quella direzione. Attenzione che durante i musei magari non possono fare presidi, ma possono offrire dei rifugi, ma anche i cinema che non vengono magari utilizzati di giorno potrebbero agevolare attraverso dei progetti di sostegno anche del cinema, perché sono aree climatizzate, no? E quindi potrebbero creare nelle fasce più calde per le famiglie, non tutte, ricordiamoci, non tutti gli anziani hanno a disposizione a casa un condizionatore. Poi c'è una questione di presidio dell'anziano. Stiamo riducendo i servizi sul territorio, perché diciamocelo, le microaree si stanno riducendo. Io ho chiesto in giro, è stata fatta una mappatura rispetto alle persone anziane che sono in giro magari in strutture anche di edilizia convenzionata o edilizia sociale, è stata fatta una statistica rispetto a quante persone anziane non hanno il condizionatore a casa e magari sono in una zona in cui batte il sole e sono soli, bevono a sufficienza, riescono a uscire, sono indipendenti. Signori, dobbiamo muoverci a prevenire anche su queste cose e quindi fare uno studio, una mappatura anche in questa direzione, perché non è stata fatta. Quindi tanti sono le azioni che si possono fare in giro per tutto il territorio triestino e non solo. Una mail dice: ma gli alberi hanno bisogno di manutenzione periodica, inoltre le radici creano problemi, fanno alzare la pavimentazione, possono danneggiare le tubazioni di vario genere che passano sotto. Infatti certe zone non sono possibili le piantumazioni degli alberi e le soluzioni potrebbero essere diverse. Tante... Abbiamo un minuto, le dico solo. Sì, rapidissimo. Di fatto tante sono le soluzioni, altri paesi stanno ripensando completamente le città, depavimentando dove c'è cemento in modo da abbassare le temperature, perché, signori, è vero che gli alberi hanno bisogno del loro spazio e di una cura e di una manutenzione, ma possono salvare la vita. Ci sono anche molti tendaggi, ho visto in giro per le città, che è una soluzione, diciamo, meno verde, ma che può avere un'efficacia soprattutto dove puoi. Esatto. Ecco, in attesa, perché il verde deve crescere, cioè non ci facciamo grandi problemi a tagliare un albero adulto, perché può essere, come dire, a rischio. Io ho visto delle perizie rispetto ad alberi che dovevano essere tagliati. Non vado a entrare in merito rispetto il perito che dice va tagliato perché mostra insofferenze, non vado a disquisire su quello. Quello che mi ha colpito della perizia che avevo letto e che mi era capitata fra le mani proprio una perizia commissionata dal comune era si evidenziano danni irreversibili dovuti a potature.
cioè è il comune che richiede le potature. Ho capito, sì, sì. Giusto, perché le deve fare. Però quindi le stesse potature hanno comportato se poi... le potature sono state fatte creando danni irreversibili, io come amministratore una domanda me la farei. Ho chiamato le persone più adatte? Sì, sì, ho adoperato le giuste accortezze. Hanno Giusto fatto- porsi la domanda. Perché il contadino che conosce il mestiere pota gli alberi, ma non per danneggiarli, li rinforza con la rinforzarli. potatura. Allora, se tu hai in mano una carta che scrive che l'azienda precedente che ha potato ha fatto danni sugli alberi, una domanda me la farei e agirei in una certa maniera, fatevela anche voi. Dobbiamo andare in chiusura, grazie ad Alessandra Richetti, consigliera del Grazie a Movimento voi. 5 Stelle, a presto, buona giornata e buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti, a domani mattina alle 7 con Laura Boccarella, arrivederci.